Allora, con Rossano Nicoletto del Registro Italiano Veicoli Storici parliamo proprio dell'importanza di questo settore che diciamo ha un suo peso su tutta l'economia che riguarda l'automobilismo in generale, il settore automobilistico a livello di artigianato, ma non solo. Sì, io direi che anzi sono assolutamente certo che il settore ha un indotto che è molto forte. Basti pensare, qui siamo alla Fiera di Vicenza, ma l'anno scorso la Fiera di Padova, che è in crescita da moltissimi anni, ha battuto tutti i record, ha fatto 4.000 veicoli, 80.000 visitatori e tra l'altro dei veicoli sono stati venduti più dell'80%, per cui settore in forte crescita che ha rischiato e sta rischiando ovviamente di avere una battuta d'arresto importante con quello che è successo con la legge di stabilità che, come tutti penso voi sappiate, almeno sicuramente gli appassionati di settore, ha cassato le agevolazioni, ha tolto le agevolazioni per i veicoli dai 20 ai 30 anni. Che è un settore tra l'altro che ha un indotto molto forte perché stiamo parlando del 70-80% dei veicoli che sono attualmente considerati d'epoca e prima erano considerati omologabili, adesso praticamente non fanno più parte di queste agevolazioni, però insomma è successa, fortunatamente noi ci siamo dati molto da fare per fare in modo che poi almeno le regioni ripensassero. Le regioni dal canto loro comunque si sono rese conto delle istanze degli appassionati appunto dei locali e noi ci siamo applicati almeno con tutte le regioni che hanno messo in dubbio la legge di stabilità, che sono quasi la metà. Fortunatamente la Regione Veneto recentemente ci siamo dati molto da fare anche per, oltre che far riconoscere i 5 registri soliti e quindi ritornare a un sostanziale monopolio che c'era prima, a fare in modo che poi ci sia una liberalizzazione del settore e fortunatamente, come dicevo, con un emendamento recente che è passato alla Regione Veneto è stato introdotto, è stato parificato anche il RIVS, il Registro Italiano Veicoli Storici, che è il registro che io rappresento e di cui sono il Presidente nazionale, tra i registri che possono certificare le auto cosiddette ultraventennali.